mia lingua. La 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 lingua corsa per me è il cuore e l'anima di un mega pa. Quando è che voi avete imparato a fare la corsa? E io sono stato arrivato in continente, dunque ho imparato con un poco che sentia in casa, un poco che sentia in paese quando ero in vacanze e dopo un poco che ho imparato di nuovo all'università, in Caruggio, al lavoro. E sono tutti questi pochi che facciano la sai e ora li faccio da più a meno a poter parlare ciao. Quando la dublate a lingua corsa? Allora, la lingua la do provare in condizione piuttosto naturale, dunque in famiglia, in paese, con amici e al lavoro, e la do di nuovo in un modo più moderno, per un detto, a non i siti d'internet e per mandare gli sms quando mi ho di un mio telefonino. Chi rappresenta per voi la lingua corsa? A titolo generale, la lingua per me rappresenta ciò che ci lega al nostro passato, ai nostri antenati, ai nostri vecchi, alla nostra cultura. E a titolo più personale rappresentava piuttosto una mancanza che si è trasformata in una brama e dopo in un acquisto. Ecco ciò che la rappresenta per me. Come ditela bene di la lingua corsa? Ho parlato ancora di ciò che la rappresentava in lei con il passato, ma per me rappresenta di nuovo qualcosa di importante. Parla bene, perché per me la lingua è ciò che dava a lei comune tra gente di ogni origine, di tutte le origini che vengono a campare nel nostro paese. E così sia.